Renato Manzoni, direttore dell'Ente Regionale Teatrale, sta per partire una nuova intensa stagione a livello regionale. Che cosa ci aspettiamo, direttore? Beh, sono 21 stagioni, ci aspettiamo di ripetere il successo dell'anno scorso dove abbiamo raggiunto l'89% di occupazione dei posti disponibili. Il record di abbonati è stato proprio dato da un comune dell'Alto Friuli, Tolmezzo ha raggiunto i 433 abbonati, quindi il teatro è, non dico completamente esaurito in abbonamento, ma è sulla buona strada, ecco. Diciamo in generale che comunque mi pare di capire che, parlando nello specifico dei teatri a nord di Udine, l'interesse per il teatro c'è, e tanto. Sì, l'interesse continua a esserci sia in questa zona che anche nel Pordenonese, però il fatto di teatri così pieni dimostra che non sono cattedrali nel deserto, ma che anzi c'è una grande richiesta, e più i teatri diventano comprensoriali, cioè raccolgono non solo il comune dove ha sede il teatro, ma anche i comuni limitrofi, i risultati si vedono. E a livello regionale continuano a esserci, ad arrivare grandissimi nomi. Continuano ad arrivare grandissimi nomi che vanno sia dal teatro più impegnato, la prosa classica, diciamo, sia a molti anche con molte commedie brillanti. Io ricordo un paio d'anni fa che lei definì molto preoccupato per il futuro della stagioni teatrali. Sono cambiate le cose negli ultimi anni? Beh, a livello di investimento regionale, sia con la legge regionale proprio riguardante l'ERT, sia tutti gli altri teatri, diciamo, sono stati messi, ci sono abbastanza in sicurezza, cioè si sono confermati e garantiti dei finanziamenti che comunque erano quelli di un po' di anni fa, a cui siamo quasi tornati allo stesso livello.